Grande Napoli, grande Napoli, voglio, mamma mia, grande Napoli, grande Milik, grande Napoli, voglio, mamma mia, che rimontata, 1-0 con addormuti Albiol, ma poi tutto Napoli, possesso palla, fase di palleggio, un centrocampo bello, solido, ma a me va dritto quello che mi fa più male che la difesa che si addorme. Albiol proprio si è addormuto sul gol, perché quello era un gol proprio che si è proprio addormuto. Grande Napoli 2-1 e poteva andare tranquillamente pure il 3 e qualcosina in più potevamo fare, perché oggi tutti grandi, Mertens è stata proprio poco cattiva sotto la porta, perché quando arriva a tirare con quella palla non ha tirato, però comunque ha dato il suo, un grande Milik, 2 stacchi proprio belli, stacchi di testa, e quindi non c'è storia, buona la prima 2-1, pa faccio le cuffie che ci stavano cufando, perché c'è chi è che pure che è Rubentini sicchieroso e tifava per noi, e c'è stava pure chi ci cufava con lui. Sciù la facciamo, sciù, grande Napoli, grande, voglio, troppo bello, comunque voglio, poi vogliamo parlare di arbitraggio, voglio, è una cosa proprio, pure sto arbitraggio, nulla ne ha fatto niente, ma fischiava falle che non ci esistevano proprio. Ogni duppo si scavano falle, stabili, ma è mai possibile? Poi là tu le via a mare, sulle fotuffe andava vicina a cacciare la coppa. E ci siamo trovati in difficoltà più a 10 e non a 1, ci siamo trovati in difficoltà più a 10 e non a 1, perché a 11 veramente abbiamo giocato meglio. E l'ultimo, quando siamo rimasti in 10, è venuto proprio in difficoltà, ma proprio in difficoltà col vero senso della parola, ma in difficoltà, proprio a misurata, all'ultimo a tutto, proprio un palo in Mertens, mamma mia. La sostituzione di Mertens per Insigne non è cambiata assolutamente niente, perché si sono acchiappate 3 o 4 palle, come si dice, Insigne, capo scagnato là. Quindi niente, come si dice, gli ucraini, Dinamo Kiev, si hanno mangiato quelle banane stasera, si hanno mangiato. Grande Napoli, grande Milik, Napoli, ti amo. Sciupa, faccio le cuffie che volevano che il Napoli perdeva. Grande Napoli, voglio un bacione. Sì, sono contento quando un Napoli vince e gioca bene, perché abbiamo giocato bene, ve l'ho detto, un bel possesso palla. Quando il Napoli gioca bene mi arreglio, perché a me mi piace vedere il gioco, quella grinta, e c'è stata in campo straniero, quindi in campo straniero alla fine hanno fatto quello che aveva fatto. Io adesso vi saluto con una gioia immensa, perché quando vince un Napoli e gioca così sono contento, sono proprio felice. Voglio un bacione e sempre forza Napoli, perché tutto questo è sempre munnezza e sicchero. Ciao voglio e forza Napoli!